Venerdì 27 gennaio ricorre il giorno della memoria. Per l'occasione il sindaco di Musile, l'onorevole Gianluca Forcolin, ha promosso un evento di riflessione, il nostro servizio. Onorevole Gianluca Forcolin, oggi con la Libreria Moderna ha organizzato questo incontro in ricordo della memoria. Sicuramente un segnale importante per questo territorio dopo già le grandi esperienze e soprattutto il grande lavoro svolto dalle nostre scuole, dai docenti e dagli alunni, quindi un segnale importante che non poteva essere sottaciuto e soprattutto messo in silenzio dalla politica. Credo che un'occasione come questa, che come deputato della Camera, dopo aver sentito questo segnale forte anche da Roma attraverso la presidenza appunto della Camera, l'onorevole Gianfranco Fini, sia importante che a cascata i deputati e quindi il territorio risponda in questo senso, e quindi quale occasione migliore di sentire in un momento così particolare, delicato anche per il Paese, una persona come questo deportato che ci ha raccontato veramente la sua storia e che ha toccato e ha commosso, e ho visto scendere qualche lacrima a più di qualcuno dei presenti, per farci riflettere. Questo è un segnale importante non solo per noi ma soprattutto per la libreria, perché attraverso questi testi, attraverso le scolaresche si possa fare veramente memoria e si possa cogliere appunto un attimo di questa vita frenetica per ripensare anche a quello che è accaduto e che non deve più accadere. Un giorno in ricordo della memoria che però ha avuto qualche protesta, oltre ai precedenti su Facebook, lei è stato attaccato anche oggi qui fuori. Io credo che quelli che hanno protestato fuori hanno protestato democraticamente e liberamente. Ovviamente non approvo, perché non è patrimonio sicuramente della sinistra l'Olocausto, ma l'Olocausto è patrimonio dell'umanità e di tutte quelle persone che oggi dovrebbero essere state qua presenti tutti assieme, sinistra, destra, centro, non ci sono bandiere politiche in questo senso, in un'unica fratellanza, proprio per dire no a periodi della nostra storia così cruenti e così delicati che ci hanno visti oggi sentire appunto attraverso questo racconto importante. Per cui la polemica ci sta, l'importante è che non sia strumentale, che non sia appunto demagogia pura proprio per contestare l'avversario politico. L'Olocausto, ripeto, non ha patrimonio, oggi l'abbiamo visto attraverso questa persona che veramente ha toccato la sensibilità di tutti noi. Professor Tagliacozzo, lei ha affermato, ha detto che dopo questo momento si è cercato di nascondere la verità. Sì, assolutamente. Esattamente come i nazisti avevano cercato di nascondere quello che avevano fatto, hanno mascherato, come diceva il signor Fabretti, mascheravano le chiatte che portavano i deportati perché non si vedesse quello che succedeva, nascondevano le camere a gas, hanno distrutto le installazioni se possibile proprio per mascherare. Come hanno tentato di mascherare quello che facevano, così adesso i negazionisti continuano la stessa politica dei nazisti, cioè quella di mascherare quello che è successo, di dire non è successo niente. Signor Fabretti, abbiamo appena ascoltato i suoi ricordi toccanti. Quali sono stati i momenti, i ricordi che l'aiutavano a scappare mentalmente da quei brutti momenti? Io mantengo fede alle promesse che ho fatte a quanti mi morivano sulle ginocchia, i miei compaesani, che mi dicevano: Bruno, tu devi tenere duro, perché devi tornare a casa a riferire quello che ci hanno fatto qui. E io mantengo questa promessa, tanto è vero che ho tutta la settimana nelle scuole, alla fine vado in Germania nei campi di concentramento a fare le mie testimonianze e ho il calendario pieno fino alla metà dell'altro mese. Quindi io, finché potrò, andrò sempre nelle scuole dove mi chiamano per parlare ai ragazzi e far capire loro cosa significa la libertà e la pace. Qual è il messaggio che vuole proprio lasciare a questi ragazzi che lo leggono sui libri quello che è successo? Che quello che sentono non facciano come tanta gente altra, che lasciano da parte i sentimenti di vendetta e di odio e liberano il loro animo trovando la serenità nel perdono. Io questo auguro loro, ricordare sì, ma perdonare. Per non dimenticare. Per non dimenticare. Per dovere di cronaca, in riferimento a questo evento, con un comunicato pervenuto in redazione, il referente del Comitato Bandiera Italiana 17 marzo, attraverso queste parole, prende distanza in quanto l'incontro sulla memoria dell'Olocausto, per quanto positiva sia stata l'iniziativa, è stato utilizzato come veicolo pubblicitario per via delle imminenti elezioni. La contestazione all'esterno della libreria è venuta in maniera pacifica senza danni a cose e persone. Adesso continuiamo con la rubrica del dottor Madeschi, 3 minuti per la tua salute.